Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con 20:10, l'approfondimento quotidiano degli argomenti, dei temi, delle notizie, della giornata, della settimana, del mese e dell'anno, potremmo dire nel caso dell'argomento che affronteremo questa sera, argomento difficile che coinvolge tantissime famiglie, imprese, aziende del nostro territorio, che è argomento che è quello della crisi delle banche, del risparmio tradito, della crisi del credito. Un saluto e un ringraziamento agli ospiti che sono intervenuti qui con noi questa sera, che ci aiuteranno a chiarire molti aspetti della questione. Alfredo Belluco della Conf Contribuenti, buonasera Belluco, grazie per essere con noi, e Ivan Palasgo, presidente di Apindustria Venezia. Grazie Palasgo, anche a lei per essere qui con noi a 20:10. Allora cominciamo subito a chiarire alcuni aspetti in base al vostro osservatorio. Luca, in questo momento la situazione qual è nel territorio veneto? Dire drammatica è dire poco, perché quello che è successo su Veneto Banca Popolare di Vicenza non è altro che una parte di quello che sta succedendo. Le banche tutte, non solo quelle due citate, stanno rientrando su dei crediti presunti, cosiddetti NPL, che non sono né certi né esigibili. Chiaro? Non sono certi né esigibili. Noi abbiamo presentato un esposto contro la CGA di Mestre per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, violazione dell'articolo 656 del codice penale, perché ha diffuso che in Veneto, in Italia ci sono 190 miliardi di euro netti da riscuotere e in Veneto 18 miliardi di euro. Nulla di più falso, signori, o di parzialmente vero, perché i crediti delle banche, noi l'abbiamo dimostrato anche recentissimamente con un caso di un povero suicida che si era suicidato per debiti nel 2011, Giovanni Schiavon. Lui non era debitore nei confronti delle due banche che lo assillavano, che volevano che lui rientrasse, ma addirittura creditore a conti fatti, cioè tenendo conto delle commissioni non dovute e non lecitamente pattuite, anatocismo, cioè la capitalizzazione degli interessi sugli interessi, usura, ovvero il sistematico superamento del tasso soglia, giochi di valute e chi più ne ha più ne metta. È questo che hanno commesso le banche, specialmente nei confronti dei piccoli imprenditori, e noi abbiamo il dovere, l'obbligo di informare tutti i veneti che contro le banche si può e si deve combattere. Sappiate, prima di pagare qualunque debito con le vostre banche bisogna analizzarlo. alfredobelluco.it o confedercontribuentiveneto.it. Ecco, è chiaro che ci sono poi naturalmente casi e casi che vanno analizzati. Certo. Lei parlava appunto delle piccole imprese, dei piccoli, soprattutto i piccoli magari artigiani, imprenditori che si sono trovati in situazioni di difficoltà. È anche un dato di fatto che ci siano altri casi di aziende, soprattutto magari grandi, che invece insomma hanno come dire, fatto dei crediti che poi non sono stati onorati, anche di nomi illustri, no? Che si sono trovati in questa situazione. Noi abbiamo Ivan Palasco dell'Apindustria di Venezia, che rappresenta quindi tante piccole imprese, tante piccole aziende del nostro territorio. Palasco, dal vostro osservatorio qual è la situazione? Perché è chiaro che quanto si è venuto a verificare nel nostro territorio indubbiamente ha creato dei problemi e delle difficoltà all'intero tessuto sociale, data la presenza altissima, in particolare nella nostra regione, proprio di piccole e piccolissime aziende. Il nostro territorio è specificatamente caratterizzato dall'avere una grande diffusione nel territorio di piccole e medie aziende che sono l'asse portante dell'economia del territorio, non solo, ma sono l'asse portante dell'economia italiana.
Da un'analisi di Unioncamere del 2004, quindi è un po' datata, però al momento non è ancora stata smentita. Ben prima della crisi, ben comunque. Prima della crisi, se si può calcolare il 2008 come anno, certo, come di inizio, insomma, dell'annus horribilis, che poi si è protrato, certo, ormai per 9 anni. Unioncamere ha valutato, ha studiato che il prodotto interno lordo nazionale sia per il 92% prodotto dalle piccole e medie imprese. La forza lavoro occupata in Italia per il 67% è dovuta alle piccole e medie imprese, quindi stiamo parlando non dell'asse portante, della colonna vertebrale come dicono, ma proprio dell'essenza della nostra economia. Ora però noi viviamo in un paese in cui leggo, perché mi voglio mettere a riparo ad eventuali querele di qualcuno, leggo sulla stampa che pare che ci sia un gruppo industriale che riceve soldi pubblici dallo Stato per delocalizzare. Pare che quello stesso gruppo sia uno di quei gruppi che hanno prelevato soldi, cioè hanno avuto finanziamenti da Monte Paschi Siena e non li ha restituiti. Dico pare, beh, quello che si legge dalla stampa. Non so se sia vero, stabilirà la magistratura, ma si legge questo. Una cosa è certa, che quello stesso gruppo oggi, così adesso capiscono di che gruppo sto parlando, oggi esprime la presidenza dell'ENI. Ora, in un paese come questo, dove chi vuole lavorare libertinamente lo può fare e le piccole e medie imprese che invece sudano e soffrono ogni giorno nelle loro officine e nei loro cantieri devono morire, non è un paese serio. Non è un paese che possa avere futuro. Ecco, ma a questo punto diciamo per queste piccole imprese, per queste aziende che molto spesso sono a conduzione familiare, quindi coinvolgono quello che si diceva prima, un po' tutto il tessuto sociale del nostro territorio, com'è cambiato? No? Parlavamo di una crisi, i dati che lei riportava sono del 2004, la crisi è scoppiata nel 2008, siamo nel 2017, si parla negli ultimi dati, insomma, dei vari osservatori economici che sono stati presentati di timidi segnali, insomma, di ripresa. Voi la vedete questa ripresa? Assolutamente. Allora, ci sono delle nicchie di mercato che stanno andando bene. Butto là una a caso, il vino, chi lavora nel settore food, enologia, sta andando bene, ma siamo tutti contenti di questo e speriamo che vadano ancora meglio. Altre nicchie, chi esporta l'eccellenza, la ditta che esporta eccellenza, sta andando bene, benissimo, siamo contenti, però dobbiamo uscire da queste logiche depauperanti, perché se l'economia è sana è tutto il sistema che deve stare in equilibrio, non che chi ci governa dittatorialmente e con la complicità dei media conniventi con i poteri forti fanno passare questi messaggi che tutto va bene, Madama la Marchesa, siamo fuori dalla crisi, il ministro Padoan dichiara siamo fuori dalla crisi, Gentiloni dichiara siamo fuori non siamo fuori dalla crisi, non solo dottoressa Marangò, ma siamo alla vigilia di una nuova bolla finanziaria superiore e peggiore di quella del 2008. Allora, gli analisti finanziari questo rischio l'hanno già fiutato, si stanno già mettendo in guardia e io adesso non posso fare per brevità fare una lexio magistralis sul tema, perché primo non ne avrei le capacità, secondo per questioni di tempo, ma guardate che tutto sta tornando, anche l'elezione di Macron in Francia, che è un candidato costruito in provetta da chi? Dai laboratori della finanza mondiale. È funzionale al fatto che comunque si stanno preparando a una nuova bolla
speculativa peggio di quella del 2008. Chiudo ricordando una cosa. Tutti noi conosciamo, sappiamo, abbiamo sentito parlare dei titoli derivati e tossici, eccetera, eccetera. È solo carta su carta che viene prodotta a valore zero, se non quello della carta stessa, da parte del sistema bancario e dei cosiddetti mercati, no? Ecco. Il valore dei titoli derivati oggi al mondo, circolanti al mondo, è pari a 42 volte il prodotto interno lordo mondiale. Ora io invito i nostri telespettatori a farci una domanda: chi mai pagherà 42 volte il prodotto interno lordo mondiale in derivati? Ecco Belluco, secondo lei c'è questo rischio di una nuova crisi? Che ho per te, perché per carità, ma non ci vogliamo mettere a parlare di queste cose qua in una trasmissione che praticamente va ai veneti. I veneti devono sapere che le cose in Veneto devono essere valutate, non quello che sta succedendo in Germania, per esempio la Deutsche Bank ha 20.000 miliardi di euro di derivati, ma lo sappiamo, sono cose che lo sappiamo. Quello che noi dobbiamo sapere è che in Veneto, per esempio, abbiamo il credito che sta decrescendo del 6% rispetto alla media stagionale nazionale del 3%. Quello che noi stiamo subendo. Solo ieri la Tribuna di Treviso titolava che solo per mutui non pagati ci sono 3.000 esecuzioni immobiliari solo per mutui non pagati, a Padova ce ne sono 18.000. Queste sono le cose che dobbiamo dire ai veneti. Queste sono le cose che dobbiamo dire a Falasco. Dobbiamo dire che contro le banche ci si può difendere, la maggior parte dei mutui sono contestabili per tutta una serie di illeciti, specialmente quando c'è l'usura promessa in contratto. Questa è la cosa grave che dobbiamo dire ai veneti. Quando poi il contratto si blocca, perché naturalmente la maggior parte della gente perde il lavoro, perde l'azienda, non ha più la possibilità di pagare, le banche fagocitano all'interno dei conti tutta una serie di costi che molto spesso sono contestabili, non sono lecitamente pattuiti. Queste sono le cose che dobbiamo dire, Falasco, non le macro cose che la banca ha dato 600 milioni all'azienda che delocalizza, oppure il 42 volte il PIL mondiale di derivati. Non sono queste le cose che devono interessare i veneti. I veneti devono sapere che stanno perdendo tutto, i loro beni, le loro case, i loro terreni, le loro ville, le loro capannoni, questo stanno perdendo. E lo perdono perché c'è gente come Falasco che non dice le cose come stanno. Va bene? Ecco, lo dico chiaro, perché la Camera di Commercio di Padova fino a qualche anno fa vuol dire che ne era pienamente consapevole. Quando parlo della Camera di Commercio di Padova, parlo di tutte le Camere di Commercio. Da quello che so io, tutte le Camere di Commercio avevano inserito al loro interno i propri usi territoriali che prevedevano la capitalizzazione. Chiamano dalla regia la pubblicità, chiamano la pubblicità, torniamo a parlare. Naturalmente vi prendete voi la responsabilità di quanto state dicendo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. e 10, rieccoci in diretta con Alfredo Belluco della Conf Contribuenti ed Ivan Palasgo, presidente di Apindustria di Venezia. Stavamo parlando appunto delle difficoltà, della crisi del credito. Belluco, lei ha sollevato sicuramente un tema che tocca tante persone, quello dei mutui non pagati, di tante case che purtroppo in questo momento stanno andando all'asta, vengono portate via alle famiglie che magari per la perdita del lavoro, per difficoltà economiche non riescono più a onorare le rate. Palasgo, anche voi come diciamo, associazione che rappresenta le piccole imprese vi trovate necessariamente a fronteggiare problemi di questo tipo? Case e aziende naturalmente. Certo. Noi abbiamo fatto delle convenzioni con delle società che fanno lo stesso lavoro che fa la Federcontribuenti, quindi di analizzare... Contribuenti, grazie. Con Federcontribuenti, ho grazie. detto. Con Federcontribuenti,
che ha il compito di analizzare laddove ci sia o non ci sia anatocismo, usura, eccetera, eccetera, quindi seguiamo anche noi come associazione di categoria questo filone, questo fronte. Però diversamente da quello che dice Bellucco, noi cerchiamo di avere una visione complessiva della problematica, perché sono i polli in un pollaio, no? Se le galline si limitano a preoccuparsi del loro pezzetto di terra dove razzolano, no, non hanno la visione complessiva di quello che tra un po' verrà a prendere, tirerà il collo e li metterà in pentola. Ecco, noi cerchiamo di far capire agli imprenditori che rappresentiamo qual è il panorama mondiale su cui si muovono le dinamiche, perché conoscere è fondamentale per difendersi. Poi se uno ha interessi solo locali su una determinata questione specifica e basta, perché evidentemente è interessato solo a quello, vabbè, per carità, si occupi solo di quello, io lo trovo più che legittimo, però noi abbiamo il dovere di accompagnare le imprese che rappresentiamo lungo un percorso di conoscenza dell'ambiente in cui si muovono e di metterli in guardia anche rispetto alle prospettive future che modificheranno l'ambiente in cui lavorano, perché noi non è che rappresentiamo le nostre imprese solo per quanto riguarda le questioni e le vertenze bancarie, dobbiamo rappresentarle anche nel fare lobbying, quello buono, quello che porta lavoro, dobbiamo rappresentarli nell'uscire verso i mercati, dobbiamo rappresentarli nei corsi di formazione, dobbiamo supportarli nella ricerca del personale, cioè noi diamo un servizio alle imprese a 360 gradi, non ci possiamo occupare solo di quello che si occupa Bellucco, Bellucco si occupa solo di quello, certo. Benissimo, ecco, Bellucco, lo fa bene. Diciamo, conoscere è fondamentale per difendersi. Il problema è che loro non, è quello che voglio dire io, che loro non hanno informato i propri associati, non li hanno informati. Dal 2004, da quando c'è stata la sentenza a sezione unita della Cassazione che ha detto che l'anatocismo non era più valido e che si poteva teoricamente andare a ritroso fino al 1942, sottolineo, loro non l'hanno detto ai loro associati. Questa è la cosa grave che io accuso tutte le associazioni di categoria, tutte le camere di commercio accuso. Non solo, ma questo è il documento che attesta che la Camera di Commercio di Padova non solo ha informato i propri associati, i propri iscritti che si poteva combattere l'anatocismo e quindi le banche quando venivano a chiedere gli indebiti oppure quello che era il saldo negativo del conto, ma addirittura ha avallato l'anatocismo dicendo che gli interessi producevano ulteriori interessi ogni 3 mesi. Questo è il documento e naturalmente è nel nostro sito, basta che voi ve lo andiate a vedere. Non solo, ma c'è come ho detto prima, che abbiamo fatto l'esposto contro la CGA di Mestre, ma anche Report lunedì ha fatto una trasmissione che parlava di crediti deteriorati, cosiddetti crediti marci o chiamateli come volete, per 10 milioni di pendenze. 10 milioni di pendenze pari a 349 miliardi di euro, sta a significare 700 mila miliardi delle vecchie lire, che noi possiamo dire tranquillamente che, specialmente per importi medio-bassi, non parliamo di importi alti perché siamo certi che chi ha ricevuto i 3, 4, 5, 50, 500 milioni di prestito, quello gli deve dare indietro perché è fuori discussione, ma quelli di importo medio-basso, parliamo dai 500, i 300, i 100 mila euro in giù, quelli hanno tutta la sacrosanta possibilità di contestarli, specialmente alle banche venete, compreso alle banche di credito cooperativo. Sappiatelo, il 21 giugno abbiamo mandato sotto processo 2 banche, e qui posso fare il nome perché era sui giornali, la Banca di Credito Cooperativo dei Colli Euganei e la Cassa di Risparmio del Veneto, va bene? Per usura aggravata in concorso, d'accordo? Qui ci sono 3 funzionari, si chiamano Gemo Claudio, Nereo Stivanello e Massimo Stabani, e sono a processo e la prossima udienza viene fatta il prossimo 21 marzo. Ecco, la magistratura farà il suo corso, noi non siamo qua certo per fare però c'è già una sentenza in primo grado che ha condannato la Banca di Credito Cooperativo dei Colli Euganei
per usura, con sentenza passata in giudicato, non è stata appellata, per aver superato il tasso massimo soglia dell'usura per 18 trimestri su 18, con un massimo tasso applicato del 58,98%. Questa è sentenza in nome del popolo italiano e non ci piove. E le associazioni di categoria non fanno niente contro queste cose qua, non fanno assolutamente niente e sono complici. Perché io, se avrò la possibilità e la voglia e il tempo anche, gli farò una denuncia per violazione dell'articolo 40 del codice penale, che chiunque ha l'obbligo giuridico di evitare un evento equivale a cagionarlo. Voi avete l'obbligo giuridico di evitare questi eventi e quindi se non fate nulla vuol dire che li cagionate, caro Ivan Falasco. Allora, noi abbiamo informato talmente bene i nostri associati che abbiamo fatto, ripeto, come ho detto prima, ricordo che abbiamo fatto già delle convenzioni con altre società, con altre associazioni, non con la società per azioni? No. Abbiamo fatto delle convenzioni con altre associazioni diverse da Confedercontribuenti per fare lo stesso lavoro di Confedercontribuenti, primo. Secondo, quello che noi facciamo, quello che io faccio, quello che io dico, la mia attività, è a titolo assolutamente, totalmente, completamente gratuito. Quello che fai tu, no, non lo fai gratis. Ma cosa vuol dire? No, posso finire? Non lo fai gratis, giusto? Quello che fai non lo fai gratis. Allora, io apprezzo che tu stia facendo il tuo lavoro per cui sei pagato e retribuito da tutti, dalla sommatoria di tutti quelli che assisti, è giusto. Non significa niente. Posso finire? Allora, lasciami finire per favore. Allora, siccome lo fai per vivere, sto lavoro qua, è lodevole, per carità, stai facendo un buon servizio, te ne do atto, ma lo fai per vivere, benissimo fallo, però, la mia pensione, però non ti assumi, no, lo fai anche, ne hai anche un vantaggio economico, legittimo, legittimo, però lo fai anche per soldi. Tu non puoi allora, me, tu devi fare il tuo lavoro, non fare quello che faccio non io. Insegnare a me a fare il mio lavoro, Bellucco. Ma tu devi fare sta roba la fai. Il tuo lavoro deve consistere nel difendere i tuoi associati, non difendi i tuoi associati. Il mio lavoro lo faccio. Difendete i vostri associati in questa maniera. Il mio lavoro lo faccio gratis e tu sei pagato, quindi non mi dare indicazioni a me di come devo lavorare. Io lo faccio gratis, tu sei pagato, tu lo fai per soldi, lo fai per soldi, fallo gratis, tu li difendi perché sei pagato, io gratis, per cui io faccio cosa passa sotto banco, querelami se hai coraggio. Allora un attimo, allora noi siamo qui non per litigare. No, io sì, sono venuto proprio per litigare con lui. Allora ha sbagliato. Perché lui dice di fare interessi propri associati e invece non li fa. Bellucco, fai tutto per soldi tu fai tutto per soldi, tu là ricavi soldi, tu sei pagato, tu sei pagato per fare quello. Io dico in diretta che le banche sono l'associazione per delinquere superiore alla mala del Brenta, che mi querelino. Io ho fatto la denuncia nei confronti della... Io dico che la Camera di Commercio tu sei pagato per fare quel lavoro, fallo e basta. Tu sei pagato, tu sei pagato per fare quello che fanno quel gioco lì. Io non ricevo un centesimo, quale gioco? Doppio triplo gioco, il 20% sotto banco mi danno. Lo so benissimo. Ai telespettatori che ci stanno ascoltando la situazione che si sta verificando, quindi i litigi e le urla non giovano a nessuno. Cercavamo di fare chiarezza, calmiamo un attimo gli animi, cercavamo di fare chiarezza su quanto sta accadendo. Dai Bellucco, dai. Non ho detto alla tua, dai Bellucco, piantala Bellucco. Non ha detto alla mia. Hai detto che la mia associazione percepisce, hai detto che la mia associazione percepisce, c'è la registrazione, il 20% da loro signori, riceverai una querela. Ma senti una cosa, ai miei avvocati, riceverai una querela. Io dico solo che le associazioni, le SPA, le società per azioni che fanno quello che facciamo noi, danno la percentuale, ma questo è fuori discussione. Bellucco, avrai una querela e ti consiglio di fare. Tu prendi soldi a fare sto lavoro, tu sei pagato per fare sto lavoro, sei pagato.
Tu sei pagato per fare la mia questo. pensione, io vivo di pensione. Non mi interessa, sei pagato, sei pagato. Non porti a nulla. E voi fate il doppio gioco a favore delle banche. Avrai una Fate il doppio gioco a favore delle banche. Silenzio, siamo arrivati Giochisti, al termine di questa banche puntata. Telespettatori, mi scuso, non è nello stile della trasmissione i litigi così. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a tutti una buona serata, arrivederci.